Qual è l'impatto del superbonus in Veneto? Allora, noi abbiamo stimato 1,7 miliardi solo per quanto riguarda le detrazioni fiscali. Se aggiungiamo poi i bonus dell'edilizia che sono già in vigore, arriviamo a 5,6 miliardi per i prossimi 6 anni per il comparto dell'edilizia. Tutto questo potrebbe generare, con una stima prudente, 14 miliardi di investimenti per il solo Veneto. Secondo una ricerca condotta dalla CNA regionale in Veneto, il cosiddetto superbonus 100% avrebbe un effetto dirompente, inserendosi in un contesto positivo che potrebbe finalmente rilanciare davvero un comparto come l'edilizia che negli ultimi anni non ha certo attraversato un periodo felice. A fronte della crisi del 2008 il settore ha avuto una rivoluzione anche interna in termini di occupazione, in termini di imprese. Adesso questo settore potrebbe essere un volano importante per il mercato interno e soprattutto per l'indotto che è in grado di generare. Quindi su questa misura noi dobbiamo investire. Che grado di attendibilità hanno questi studi che fate? Cioè, si tratta chiaramente di una previsione. Noi abbiamo misurato i dati sulla base di quello che noi abbiamo oggi sotto mano, per cui i dati dell'Enea, i dati che riguardano tutte le misure che sono già state in questi anni emanate, che hanno dei riscontri oggettivi, e su questo ci basiamo per fare poi le proiezioni. Per il presidente di CNA Veneto Alessandro Conte è necessario che il governo si impegni ora ad inserire nella legge di bilancio il prolungamento del superbonus 110% per il prossimo triennio. Il ricorso a detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e interventi antisismici è considerato un volano straordinariamente importante per l'intera filiera delle costruzioni. Anzi, se ne sollecita l'estensione anche ai capannoni per migliorare le condizioni di sicurezza. Per quello che riguarda invece i ristori, quindi la legge di bilancio, com'è la situazione qui in Veneto? La situazione è che abbiamo bisogno di tutta una serie di aiuti per il settore per mantenerlo in vita. Allora a questo punto è inutile ragionare su zona gialla, zona rossa, zona arancione, ma dobbiamo ragionare sui cali di fatturato che hanno avuto le aziende, e da questo punto di vista ci auguriamo che nella manovra di bilancio ci siano delle importanti risorse per tutti i comparti che sono stati colpiti.